Ciao a tutti, oggi proveremo a superare la barriera dei 1700 punti elo. Vedremo se ce la faremo oppure no, tutto dipenderà da come si gioca. Ok, ci è capitato un avversario francese. Stavolta giochiamo più per il centro, occupiamo il centro con D4. Il nostro avversario ha giocato cavallo F6, la difesa classica è D5, cavallo F6 introduce le aperture indiane. A questo punto giochiamo C4. Queste due mosse, ok, adesso il nostro avversario ha giocato D5. Ecco, come ho già detto in precedenza, D4 C4 è un'apertura chiusa e bisognerebbe prediligere il controllo del centro rispetto allo sviluppo. Il centro deve essere controllato anche con i pedoni, occupato con i pedoni. Se lui gioca D5 senza avere un supporto, senza che questo pedone sia difeso dai pedoni, io posso catturare tale pedone. E ora, se lui lo ricattura, posso iniziare a espandermi al centro, attaccando e respingendo più indietro i suoi pezzi. E a questo punto questo meraviglioso centro di pedoni potrebbe essere problematico per lui. A questo punto giochiamo cavallo C3 e ora l'idea è semplicemente sviluppare tutti i pezzi nelle caselle migliori. Ok, lui ha giocato alfiere D7, noi giochiamo cavallo F3, abbiamo spazio. Ok, il nostro avversario ha giocato E6. A questo punto possiamo pensare di sviluppare questo alfiere. Un modo per svilupparlo potrebbe essere metterlo in E2, potremmo mettere l'altro alfiere in E3. Abbiamo setup più sistemi più aggressivi che prevedono magari di mettere questo alfiere in E3. Direi di giocare qualcosa di abbastanza posizionale. Giocherei alfiere 2, seguita da Rocco, alfiere 3, poi potremmo mettere la donna in C2, la torre in D1, l'altra torre in C1, se no potremmo anche lasciare qui la torre e provare a spingere il nostro pedone con A4 A5. Ok, a questo punto arrocchiamo, una mossa di questo tipo che continua lo sviluppo non può essere cattiva. A questo punto alfiere 3, tutti i pezzi sono sviluppati. Ora, ok, il nostro avversario ha giocato C6. Ora sono un po' perplesso riguardo al futuro di questo cavallo che potrebbe non avere molte caselle. A questo punto potremmo provare a dare fastidio al nostro avversario, magari soprattutto dopo C6, potremmo dargli fastidio mettendo la donna in B3. Perché la donna in B3 potrebbe essere fastidiosa? Perché che lo pressione lungo la colonna B, magari un giorno voglio giocare a 4 a 5 e per scacciare il cavallo e catturare B7, qualora lui giocasse, ok, ho giocato, ok, non so perché, ok, mi sono venute fuori queste frecce, non so bene per quale motivo, e ora stavo descrivendo il piano di A4 per giocare a 5 che potrebbe essere un piano efficace. Perché potrebbe essere un piano efficace? Perché se riuscissi a giocare a 5 starei creando gravi problemi contro il cavallo in B6 e diciamo che se il cavallo andasse in C8 sarebbe passivo, il pedone in B7 potrebbe soffrire. E non è banale trovare un modo di difendersi qui da nero. A questo punto, dopo A5, il nostro avversario indebolisce la posizione del cavallo in B6, quindi potrei pensare di giocare D5. D5 potrebbe essere una mossa molto interessante perché crea un attacco raggi X contro questo cavallo. C'è anche da dire che secondo me non bisogna avere fretta e quindi visto che più che altro, ok, potrebbe giocare cavallo a 6. Anche cavallo a 6 è una possibilità che però non è potremmo giocare D5, potremmo mettere le torri. Un'altra mossa un'altra idea che mi sta piacendo particolarmente potrebbe essere mettere un cavallo in E5, potrebbe essere un'idea affascinante anche. Sì, anche cavallo E5 è un'idea affascinante, perché cavallo E5 è un'idea affascinante? Potrei giocare F4, F5, se si aprisse questa diagonale potrebbe esserci un attacco contro F7, D5 è sempre una minaccia, a volte come diceva, non mi ricordo, era un giocatore del passato, non mi ricordo se era Ninzovic o Tarrasch, la minaccia è sempre più forte dell'esecuzione. Ok, il nostro avversario ha giocato alfiere D6, che è una mossa del tutto rispettabile, interessante, ma a questo punto consolidiamo ancora di più la posizione del nostro cavallo, prepariamo la nostra. Se gioca alfiere. Ok, ha giocato alfiere per E5, sono scettico riguardo questa mossa. Perché sono scettico riguardo questa mossa? Perché potremmo aprire la colonna F o anche potremmo catturare DD aprendo il nostro alfiere e non mi sembra un esito molto buono per il nero. Perché?
Possiamo vedere il vantaggio di spazio, la coppia degli alfieri che picchia sull'ala di donna. Ora il cavallo è sotto attacco, dietro al cavallo ci sta il pedone e sembra purtroppo che l'avversario abbia giocato sviluppando i suoi pezzi, però non è riuscito a conseguire un ottimo controllo del centro e non è riuscito a mantenere la sua ala di donna compatta. E i pedoni doppiati non sempre sono uno svantaggio, questi pedoni sono compatti, occupano molte case centrali, volendo avrei un avamposto, una casa forte, i suoi pezzi sono passivi. Ora mi sto chiedendo se ci sono dei trucchi qualora io catturi questo pedone, e credo che non ci sono. E visto che credo nel materiale, se non ci sono dei difetti, catturerei questo pedone. Penso che non ce ne siano. Donna per B7. Ok, a questo punto la torre ha dei problemi di mobilità. Non può andare in A7 perché c'è questo alfiere. Non può andare in A6 perché c'è l'altro alfiere. Voglio giocare torre di 1 per inchiodare l'alfiere dietro la donna. Il nero potrebbe avere alcuni grattacapi. Sì, perché probabilmente non ha perso solo il pedone in B7, probabilmente purtroppo per lui ha perso anche la partita. Sì, se riusciamo a vincere questa partita, poi quando se cantiamo vittoria troppo presto, potrebbe essere anche di malauspicio. Perché potrebbe essere di malauspicio? Perché poi possiamo sempre fare uno svarione e perdere. Però potremmo avvicinarsi già ai 1700. Penso che... Ok, il nostro essere abbandonato. Vediamo 1700 punti elo. Punteggio tondo. L'obiettivo è stato raggiunto. L'obiettivo è stato raggiunto. Quindi siamo riusciti a fare ciò che ci eravamo prefissati. In ogni caso, 1700, diciamo che è un punteggio tondo, no? Siamo proprio arrivati lì lì e se perdiamo un'altra partita potremmo scendere. Quindi una piccola dose di rischio, anche se l'obiettivo è già stato completato. Vediamo se riusciamo a mantenere tale punteggio per un'altra partita o ad aumentarlo ancora di più. Ora giochiamo contro un avversario cileno che ci ha giocato E4. Cosa giochiamo contro E4? Giochiamo... Ok, giocherò adesso C5. C5 si chiama apertura siciliana. Il nostro avversario ha giocato cavallo F3, vorrà giocare la siciliana aperta. Ora ci sono 1000 siciliane possibili. E6, D6, cavallo. Se gioca una siciliana che sembra assurda, sembra infrangere i principi dello sviluppo. C'è anche il dragone. Sembra una siciliana assurda che si chiama A6, che si chiama siciliana O'Kelly. Ok, ora il nostro avversario... Ok, penso che sia caduto nella trappola, perché in questa siciliana O'Kelly le mosse migliori per lui sono C3 o C4. Questa mossa sembra sciocca, ma è molto intelligente, perché ora catturo in D4. Ora mi aspetto che lui catturi di cavallo. Ora vado... Forse il nero gioca già per il vantaggio. Poi, tra dire che stiamo meglio e vincere, ne passa, perché potremmo sbagliare. Però dal punto di vista teorico, la nostra posizione è già ottima. Ora gioco cavallo F6, attaccando il pedone in E4. Il nostro avversario non avrebbe... Ha giocato cavallo C3 perché se avesse avanzato il pedone avrei giocato donna A5 con attacco doppio contro il re e il pedone. Ricordiamoci che il cavallo era ancora in D1. Quindi il nostro avversario ha giocato cavallo C3. A questo punto noi giochiamo E5. Ha giocato E5, quindi A6 molto utile per evitare che i cavalli occupino questa casa. Ora il nostro avversario ha giocato cavallo F5, che è una mossa forte. E ora non vorrei sbagliarmi. Questo è un trucco che avevo studiato molti anni fa. A questo cavallo sembra forte. Questo cavallo magari vorrebbe saltare in D6, ma questo cavallo non è stabile. Questo cavallo è supportato dal pedone, questo significa che se deviassimo tale pedone, il cavallo crollerebbe. Quindi giochiamo D5. Giocando D5, questo pedone sembra in presa, ma se lui catturasse il nostro pedone, noi cattureremmo il suo cavallo, con conseguenze funeste per lui, perché perderebbe un pezzo. E quindi lui non ha scacchi in B5, non ha mosse. Questa mossa, la mossa 2, questa variante O'Kelly, che prende il nome di un giocatore. Di solito le varianti prendono nomi da giocatori da località geografiche. Si potrebbe star rivelando forte. Ok, alfiere G5, questa è la mossa che temevo, diciamo. Ok, non che sia la fine del mondo, però per esempio sta sviluppando un pezzo. Ok, a questo punto penso che ho due cammini, due strade percorribili. Allora, chiaramente non è prendere col cavallo in D4, se no ci cattura la donna. Potrei spingere il pedone in D4
per catturare, per attaccare. Ok, no, no, non voglio neanche vederlo. Potrei spingere il pedone in D4 per attaccare il suo cavallo. Fiere B4 vorrei farla, però mi rimane il pedone in G7 in presa, ahimè. Un'altra cosa semplice che potrei giocare potrebbe essere prima catturare in F5 e dopo per F5 giocare alfiere B4, anche questo non sarebbe male. Però una cosa che mi attira, se si può, sarebbe quella di giocare, di spingere il pedone in D4, perché non so bene il suo cavallo dove possa andare dopo. Di fatto D4, cavallo D5, se noi catturiamo in F5 non sarebbe male, sto pensando, sto provando a vedere se vedo difetti, ancora una volta il fatto che io non veda se ci sono difetti non è una garanzia di fatto non ci siano. Ok, non so, alfiere per F5, alfiere B4 sarebbe fin troppo semplice, sarebbe la mossa buona, la mossa che richiede la posizione, sono molto tentato di giocare così, perché a volte a scanso di complicazioni, che sarebbe prendere, alfiere B4, però triste questa scelta, no? Prendere decisioni è sempre difficile, ma D4 mi piace troppo. Non lo so se è buona. E ripeto, alfiere per F5, alfiere B4 probabilmente era più semplice, però D4 mi attira, deve essere interessante. Non può essere male. Che questa posizione, studiato questa posizione, alfiere per F6, a questo punto esiste donna per F6, però G per F6 è una mossa del tutto giocabile. Studiato questa posizione dalla variante Najdorf in una posizione per lui migliorata dove il pedone in A3, quindi anche questa posizione deve essere giocabile per noi con il suo pedone in A2. Ok, ora ecco il nostro avversario vuole tutto, no? Vuole mettere i suoi cavalli in splendidi avamposti, però il suo pedone in E4 come fa a sostenere entrambi i cavalli? Lui avrebbe dovuto tornare in E2 col suo cavallo per andare in G3 o in B1 per andare in D2. Dopo cavallo D5 non vedo nulla di male nel prendere il cavallo. E il pedone, se lui cattura col pedone E, gli cade l'altro. Sto a volere troppo, è vero che questi sono due splendidi avamposti, ma poi bisogna vedere se la posizione specifica permette di occuparli. E qua ho un brutto presentimento per il bianco. Qua penso che dovremmo vincere. Ora la mossa più forte potrebbe essere più fastidiosa, potrebbe essere donna F3, appunto, perché sposteremo l'alfiere e dopo cattureremo l'alfiere, lui catturerà in F6. Però ancora una volta non vedo particolari problemi. Per esempio, allora, l'alfiere potrebbe anche andare in G6, però in E6 mi piace di più, perché ora teniamo sott'occhio questa casella, cavallo per F6, re E7. È vero che non bisognerebbe mettere il re al centro, però per un pezzo lo possiamo fare. Un pezzo è un pezzo. Appunto, a questo punto dovrebbe cercare. A questo punto ha un pezzo in meno e lui dovrebbe avere un'iniziativa davvero consistente per dimostrare di avere sufficiente compenso. Ecco, ora ha giocato alfiere di 3, a questo punto semplificazione di nuovo, voglio cambiare più pezzi possibili, perché più si cambiano pezzi, più aumentano le chance di concretizzare il vantaggio di materiale. Questo è un concetto estremamente importante. Ok, a questo punto lui ha spostato il suo cavallo. Ok, ora potremmo giocare. Sto pensando se giocare torre G8, che potrebbe non essere male. Sto pensando se dare uno scacco, tanto per dare fastidio. Anche dare uno scacco potrebbe avere il suo perché, giusto per metterlo un po' sotto pressione. Alla fine di tutto, per cosa opteremo? Anche sviluppare qua l'alfiere non è male. Ma anche sviluppare l'alfiere non è male. Mi piace questa idea di sviluppare l'alfiere. Sviluppiamo l'alfiere e gli impediamo l'arrocco lungo. La donna potrebbe attivarsi in G8 e in G5. Ok, a questo punto donna G8. Sì, non dovrebbe esserci nulla di male. Ora l'idea potrebbe essere donna G5, un'altra idea potrebbe essere donna G4 e di nuovo sembra che tutto stia funzionando. Ok, cavallo G3, a questo punto rischiando di essere ridondante, è molto importante quando si vuole concretizzare il materiale semplificare. Quindi a questo punto giochiamo donna G4. A questo punto abbiamo molto poco tempo, però ora che abbiamo cambiato le donne non dovrebbe riuscire a resistere, perché con un pezzo in meno è estremamente
è difficile ottenere qualcosa. E ora è vero, abbiamo 30 secondi, però di nuovo ricordo, abbiamo l'incremento, quindi l'incremento di 5 secondi ci permette di stare tranquilli. Ok, no, l'unica cosa è se faccio degli errori, potrei fare dei vari errori, però diciamo che ho un vantaggio di materiale talmente grande che mi permette di affermare che 30 secondi dovrebbero essere sufficienti per vincere in scioltezza. Perché un pezzo in più è un vantaggio abbastanza importante. È vero che ok, ora alfiere per G4, avrei potuto mettere la pre-move per guadagnare dei secondi. Ora devo andare in E6, ok, non ho molta scelta, era l'unica casella. Ora potrei giocare torre C8, cavallo C5 per fare pressione sull'alfiere, l'altra torre in G8. Ok, ora il nostro avversario ha giocato C3, a questo punto direi di attivare il nostro cavallo, attivare i pezzi non è mai una cosa malvagia. Ora il nostro cavallo è molto potente in C5, pressione il pedone in E4, fa pressione sull'alfiere, in futuro potrei voler catturare il pedone in C3. Per ora sono abbastanza soddisfatto. Ok, a questo punto torre di 3 noi potremmo catturare in C3, però penso che ci sia qualcosa di meglio. Ora abbiamo un modo per guadagnare più materiale. Ah, no, 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 no. Volevo catturare e giocare alfiere C4, però potrei espormi a cavallo F5, quindi meglio non complicarsi una posizione di questo tipo. Perché complicare la posizione? A questo punto giochiamo alfiere F4 per cambiare. Voglio cambiare i pezzi e ora sì avrò sempre idee di cavallo per D3, alfiere C4, torre D8. Meglio non fare cose contorte. Quando si ha un vantaggio di materiale di questo tipo, meglio cercare il cammino più semplice verso la vittoria, non complicarsi la vita, appunto. Tra l'altro, ho anche perso del tempo per cercare di guadagnare più materiale. Però, ok, cavallo H5, ora non ci dovrebbe essere più nulla in presa e cavallo per D3, torre per D3, alfiere C4, difetti, non vedo difetti perché non giocarla, cavallo per D3. Sì, questo dovrebbe andare bene, ora alfiere C4, ora non ci sono doppi, se cattura in F4 catturiamo in F4, rimane l'infilata e la sua posizione dovrebbe essere problematica. Certo, abbiamo 18 secondi, però ora non catturo in D3 perché sennò catturerebbe di cavallo, ma catturo in F4 e permane l'attacco contro le due torri. E ora diciamo che il nostro vantaggio dovrebbe essere sufficiente per vincere. Questo alfiere è un mostro. Sì, ora abbandonato. Perché abbandonato? Abbandonato perché perderà una torre, poi quei 5 secondi non ha senso, cioè una volta catturata la torre raddoppierò, catturerò il pedone in C3, spingerò la mia maggioranza, andrò a donna e diciamo che il vantaggio della torre è un vantaggio talmente grande che continuare non avrebbe avuto senso. Ok, in questa abbiamo ottenuto 1715 punti elo. Questa partita abbiamo avuto modo di vedere la variante O'Kelly, che è una variante estremamente interessante e soprattutto dopo i 4C5 cavallo F3 alla mossa 2, se non facciamo 2 a 6 è già un piccolo trucco. Se il bianco gioca D4 perde il vantaggio del tratto e addirittura il nero va a stare un po' meglio, come poi è avvenuto in questa partita. Va bene, grazie e alla prossima e speriamo di vederci presto per nuove avventure. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!